Ciao! Della Pettinelli, onestamente. Credo che tu sia cresciuto a pane e musica, no? E con un padre così importante potevi dare qualcosa di più. Se tuo padre cantasse oggi, canterebbe forse un po' come te, ma meglio. Sembri, insomma, un Gigi D'Alessio dimensione 3.0. Mi piace il fatto che tu sia consapevole del fatto che la tua storia, che non ti sei scelto, ma che ti è capitata, ti metterà in difficoltà. E l'unico modo per rispondere E con i fatti. Esatto. Mi racconti un po' che sacrifici hai fatto tu Per la musica? Dipende cosa intendi, perché tutto quello che riguarda la musica in realtà non è stato un sacrificio, perché l'ho sempre fatto con naturalezza. Poi ho iniziato prima a cantare, successivamente a scrivere, dopo un sogno che ho fatto. Che sogno era? Un sogno che una donna mi ha detto una frase, mi sono svegliato all'istante e l'ho scritta sul telefono. Come che frase è? Ho perso il sorriso ed ho rubato il cielo, per questo ho truccato i tuoi occhi di blu. Quelle cose strane che ti succedono, tra l'altro ho chiesto pure a papà se era mai successo, era successo pure a lui. Se dovessi dirmi qual è il tuo obiettivo vero, proprio, qual è? Non lo so, perché non voglio sembrare... Cioè, sembra brutto se lo dico. Dillo. Perché sto puntando troppo in alto, però forse è meglio. Voglio far diventare mio padre, quindi Gigi, che vanno vicino a lui e dicono ah, lui è il padre di... No, è vero. Visto che parlavamo prima di scrittura, no? Quando scrivi, perché scrivi? E volevo parlare un po' di me. Cioè ho dato troppa importanza all'amore, forse. Era tutto bello all'esterno. E invece non è tutto così bello. Ci sono tante cose che magari una persona ha e non se ne rende conto. Cioè tutti pensano, sai, sei figlio di un cantante, magari sei vestito bene, questo, quest'altro, quindi pensano solo alle cose materiali. Ma dentro delle volte hai dei vuoti. Mi devi perdonare. Ma di che? E invece io apprezzo molto quello che stai dicendo. Adesso. Ci prepariamo, studiamo, lavoriamo e iniziamo a far vedere come stanno le cose. Certo. Dai! Va bene. Bocca al lupo e buon lavoro e benvenuto. Grazie mille.